mi ha stimolato a fare una breve riflessione, innanzitutto per chiarire alcune cose false che sono state dette. La prima è che la commissione di inchiesta era un attacco all'assessore Riccardi, niente di più falso, non era né un attacco a Riccardi né attacco a questa maggioranza, l'abbiamo specificato, l'abbiamo detto in tutte le sedi e ci tengo a ribadirlo qui. Era un momento di confronto per capire cosa non aveva funzionato e per prepararci a un'eventuale seconda ondata che stiamo vivendo. E ribadisco, dopo che non c'è stata concessa quella commissione, che è stata invece concessa in Lombardia, in Veneto, in Liguria, da maggioranze di centrodestra, avevamo chiesto l'audizione sulle case di riposo e mentre che ci è stata concessa, mentre discutevamo di case di riposo, c'erano i nuovi casi qui a Trieste di anziani positivi nelle case di riposo e la cosa più drammatica è che durante quella discussione si lamentava un mancato confronto, ma soprattutto una mancata chiarezza sul modello di strutture per proteggere i nostri anziani. Iniziavamo con i sindacati che dicevano che una cosa non funzionava e finivamo con i responsabili di case di riposo che dicevano che proprio quello era il modello per tutelare i nostri anziani e quello che aveva tenuto di più durante la pandemia. Quindi la volontà era quella di dare un contributo costruttivo e avere una sede di confronto dove poter dare risposte ai nostri cittadini. Quello che il Presidente Federica ha chiesto in quest'Aula e credo con dei toni corretti. Questi toni vanno portati in tutte le sedi e anche tutte le criticità che, come ha detto il Presidente, no? Non bisogna tacere, bisogna anche dire le cose che non funzionano, bisogna dirle tutte intere. Prima sentivo qualcuno che attaccava il governo nazionale per le cose che non funzionano. Io mi sono limitato sempre a segnalare le cose che non funzionano in maniera molto propositiva e per stimolare la maggioranza a intervenire. Una settimana fa avevo fatto un comunicato dicendo il tracciamento è a rischio, ma sapevo già che era saltato. Ieri abbiamo avuto per il telegiornale la notizia che da questo fine settimana l'Esercito aiuterà anche su questo tema. Abbiamo avuto le dichiarazioni pesanti del responsabile del Dipartimento del pronto soccorso che diceva che c'è un'ondata di 10-20 persone positive al pronto soccorso che fa temere, che fa pensare a quello che è successo in Lombardia nel mese di febbraio-marzo. Queste sono parole pesantissime che in qualche maniera devono vederci uniti per cercare di dare risposte. Per cui condivido, però appunto le criticità vanno esaminate, bisogna dare una risposta, bisogna proporre delle soluzioni per i nostri cittadini. Io l'avevo anche fatto sollecitando su alcuni ritardi che la nostra Regione aveva. Io ho visto anche proprio ieri, anche l'assessore Riccardi che aveva fatto un post dove ricordava le terapie intensive. Siamo giustamente una delle 3 regioni che ha aumentato i posti di terapia intensiva in maniera adeguata rispetto alle richieste del governo, ma ieri ho visto anche in mattinata esponenti, senatori leghisti che lamentavano che il governo nazionale non aveva attivato abbastanza USCA e abbastanza operatori che andassero a casa a fare i tamponi. Ecco, quindi c'era un senatore, non faccio il nome, insomma, potete immaginare chi è, non ci siamo preparati abbastanza USCA per andare a casa. Sappiamo tutti che le USCA sono attivate dalle aziende sanitarie, sappiamo tutti che anche il tracciamento e l'organizzazione viene fatta dall'azienda sanitaria. Ecco, questo, come ha detto prima anche il consigliere Scabrowez, non è lo scaricabarile delle responsabilità, non è un bel vedere per i nostri cittadini e credo che sia la cosa meno utile. Bisogna segnalare le criticità e cercare di risolvere. Io voglio ricordare qui la prima interrogazione che avevo fatto io quando si è affacciato il Covid. La prima interrogazione a risposta immediata riguardava i dispositivi di protezione individuale e le assunzioni di personale per rispondere all'emergenza, tema drammatico che carenza di personale che viviamo adesso. All'epoca solo l'azienda di Udine aveva degli interinali, le altre aziende non si erano ancora attivate. Io non ripeterò tutte le domande che avevo fatto all'assessore Riccardi, che spero appunto che trovi il tempo in qualche maniera di mandarci un po' quello che è il report
anche delle spese che sono state fatte in questa manovra, si danno due risposte importanti. Una alle attività produttive, che anche noi avevamo sollecitato con il nostro consigliere Cristian Sergo, e una alla sanità, 50 milioni importanti, due articoli che noi sosterremo in questa manovra. Però visto che appunto si danno risorse importanti, volevamo avere anche il quadro della situazione rispetto a quelle che sono le spese, quelle che sono l'utilizzo anche di queste risorse, sia quella che è la situazione, penso anche ai vari atti. Non esiste solo il piano ospedaliero, esiste anche un piano operativo che io avevo stimolato, di cui io avevo stimolato anche la conclusione qualche settimana fa, che finalmente è stato varato. E in questo piano si leggono cose interessanti, è giusto che tutti i consiglieri lo sappiano e che magari vadano a leggerselo. C'è scritto che rispetto a dicembre 2018, a dicembre 2019 c'erano circa 400 operatori in meno in sanità, per cui noi avevamo iniziato la pandemia con 387 unità in meno. Dopodiché sono stati assunti, l'assessore ricordava in commissione, del personale. All'epoca, con i dati aggiornati a luglio 2020, contavano 402 unità operative assunte con contratto di lavoro flessibile per un costo di circa 6 milioni di euro. Sono molti temi aperti, io ricordavo in commissione quello delle RAR, ricordo che lo Stato aveva stanziato l'Ordi 9 milioni e la Regione 2 per quelle che sono le remunerazioni per gli operatori impegnati nell'emergenza Covid. Chiedevo il punto della situazione su questo tema qui, l'accordo che credo qualche giorno fa è stato raggiunto, mi auguro insomma, che siano risorse anche erogate, ma chiedevo anche la situazione più in generale della pandemia. Ricordavo che il giorno prima della commissione, in aula in Parlamento, l'opposizione chiedeva un tavolo di confronto sulla pandemia. Ecco, io ribadisco, sarebbe bello che anche questa opposizione in Consiglio regionale costruttiva, mi permetto di dire, abbia la possibilità di avere degli aggiornamenti sulla situazione drammatica che leggiamo dai giornali, proprio perché non vogliamo essere informati e vogliamo anche poter rispondere alle domande e alle situazioni che quotidianamente riceviamo dai nostri cittadini rispetto a quello che si sta facendo per cercare di rispondere a questa emergenza che è difficilissima per tutti, per chi governa la regione, per chi governa a livello nazionale, e dove tutti fanno il possibile per cercare di arginare questa curva che sta crescendo, e abbiamo visto cosa sta portando, a quale scelte sta portando gli stati a noi vicini. Quindi la Slovenia, la Francia, la Germania, non ripeto le cose che sono state dette. Consigliere Ussai. Per cui prendendo con spirito costruttivo e in maniera positiva le sollecitazioni che sono state date dal nostro Presidente all'unità, noi vogliamo dare e continueremo a dare dei contributi positivi. Chiediamo solo di essere coinvolti e di essere informati. Grazie.